Eccoci alla prima puntata di Famiglia, Azienda e Economia. L'abbiamo detto nella puntata precedente, dove abbiamo presentato la trasmissione che vogliamo fare per una decina di puntate almeno, per introdurre gli argomenti delle bollette moltiplicate negli ultimi tempi, delle problematiche delle famiglie, le problematiche delle aziende naturalmente, che si sono trovate delle bollette astronomiche, e abbiamo in studio Claudio Granziera, che conduce con me, con l'intenzione di vedere se ci sono delle soluzioni a quelli che sono i problemi che si presenteranno d'ora in poi. Ospite questa prima puntata ho il grande piacere e l'onore di avere Carla De Conti, eccola qua con noi. Grazie. Perché Carla De Conti? Perché lei è dal 2011 che, subendo una rapina dopo l'altra, è entrata in un meccanismo come azienda di difficoltà dovuto, poi ci racconterà lei, dovuto alle banche, al fatto che una rapina dopo l'altra le hanno portato via non i clienti ma la potenza finanziaria, chiamiamola così, e perciò andremo poi a sentire anche Claudio che cosa dice di questo fatto. Raccontaci qualcosa, non molto, ma sappiamo già perché l'ha raccontato TG1, TG2, Canale 5, l'abbiamo raccontato forse anche noi con la radio, ma adesso ce lo racconti di nuovo. È un rituffarmi in qualcosa che non passa mai, perché fare azienda si sa che sia un rischio, lo sappiamo tutti quando apriamo un'attività commerciale di qualsiasi genere, che può andare male. Partiamo però con l'idea che deve andare bene, perché sennò non partiremo neanche. Il lavoro c'è sempre stato, anche per i ladri che alla fine hanno deciso di fare il loro lavoro molto spesso lì da me, con rapine, furti, non è mancato niente. Alla fine però sono mancati i soldi, perché io adesso col senno di poi, che è passato un po' di tempo, dico ho sbagliato a chiederli alle banche, perché le banche te li danno quando ne hai bisogno e te li prendono quando ne hai più bisogno, perché nel momento stesso in cui io non avevo più denaro contante per far fronte e anticipare i soldi delle varie rapine, di cui una è stata a mano armata, ho richiesto ulteriormente fidi, sbagliando, perché ero presa un po' dagli avvenimenti, non volevo darla vinta ai ladri, non volevo chiudere, di conseguenza le banche me li davano in quel momento i soldi, però l'extra fido ha dei tassi e sicuramente Claudio lo sa. Poi sentiremo con Claudio che ci dice quali passi avresti dovuto fare eventualmente. Avrei dovuto chiudere dopo la prima rapina. Ecco, no, però io ti dico, tu hai detto fare azienda è bello, ma fare azienda vuol dire anche comprendere che fare azienda vuol dire sacrifici, alzarsi presto al mattino, andare a letto tardi la sera e incominciare a fare i conti quando vai a letto, per riaprire il giorno dopo. Perciò sappiamo qual è. Molte imprese, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, non fanno questi calcoli delle difficoltà e dei sacrifici che bisogna fare, specialmente i ragazzi giovani. Oggi vorrebbero fare azienda ma lavorare lunedì, martedì e mercoledì. Sembra tutto facile quando lo vedi dall'esterno, quando poi sei dentro. Mi racconti solo il momento di più paura che hai avuto, il momento di difficoltà maggiore e paura? Allora, la paura l'ho vissuta con la rapina a mano armata. Diciamo che in un attimo avevo sentito sempre ti passa la vita davanti. Onestamente a me non è passato niente, pensavo fredda, immobile, pensavo di essere già morta. Poi siccome era tutto registrato, le telecamere, non mancava niente, sistemi di sicurezza, perché poi parlando uno dice vabbè, ma questa sa che la rapina, no, io avevo tutto quanto quello che serviva, la videosorveglianza, il bottone collegato con le forze dell'ordine, però è frazione di attimi e non ho fatto in tempo a far niente, insomma sempre dopo.
La rapina a mano armata è stata abbastanza tragica È stata perché dura, sì, la pistola sul fianco, sulla tempia, sono Mamma cose mia. che non pensi di poterle Mamma effettivamente vivere, però quella l'ho anche passata, diciamo, la paura, pensando che sarebbe finita. Invece non è finita perché c'è stata anche un'altra nel garage di casa dove non ho visto niente perché era una dinamica diversa e quella mi ha fatto veramente pensare che non sarebbe mai finita. È la paura del... come posso dire, che loro sono più forti di me, che non ci sarà mai fine a questo tragico Claudio, hai evento. sentito la Carla cosa ha passato? L'abbiamo saputo, l'abbiamo conosciuto dai giornali, dalle televisioni e vediamo, andiamo ad analizzare il lato rapporti con le banche, così per dare un'idea, non per screditare, ci sono anche delle banche Certo. naturalmente. Quindi Non c'è mi sono dubbio. sbagliato io, che io chiedevo, non erano loro che mi frustavano per dirmi Beh, sono chiedimi i aziende, uno soldi. chiede, l'altro vende, insomma. Perciò. Ma intanto vorrei, oltre a salutare Carla, che conosco già da 5 anni, forse anche di più di 5 anni, e l'ho seguita nelle sue vicende, devo dire che dal mio punto di vista mi sembra di poter dire che Carla è l'emblema veramente dell'indirizzo in cui l'economia sta andando in questo periodo, cioè un'economia sempre più legata al mercato, non più al mercato quello buono, quello sano dei beni e dei servizi prodotti e offerti, e quindi della domanda e dello scambio anche di beni e di servizi, ma un'economia sempre più legata ai mercati speculativi. E Carla è stata 3 volte vittima dal mio punto di vista, perché oltre a essere prima di tutto vittima di chi è andato a mano armata a rapinarla, è stata poi vittima anche della speculazione politica. Quanti politici sono andati a parlare con Carla e a farsi vedere in trasmissioni televisive insieme con Carla senza dare poi, al di là dell'immagine, dello stretto apparire, darle delle risposte da cittadino che aveva bisogno. E poi, terza speculazione è anche quella della speculazione finanziaria e bancaria. Nel momento in cui Carla aveva bisogno, non ha trovato risposte nemmeno da questo punto di vista. Prima probabilmente le facevano ponti d'oro per avere un conto corrente aperto presso le loro filiali. Quando ha avuto bisogno perché non ce la faceva più, Carla si è trovata a essere vittima anche da questo punto di vista. Ecco Carla, se tu avessi l'azienda aperta oggi, hai mai pensato a quali altre difficoltà saresti andata incontro, oltre alle tue paure, diciamo, della continuità delle rapine? Allora, le paure della continuità delle rapine l'avevo passata perché ho preso un porto d'armi da difesa personale. Di conseguenza, quello era un Carla passo che armata, avevo già Carla fatto. armata. Adesso come adesso so che mi dicevano le mie colleghe, le bollette sono aumentate di gran lunga, nessuno ti ha più dato nessuna agevolazione. La ragazza, la compagna di mio figlio ha aperto settimana scorsa un'attività, non dico incosciente, perché dico coraggiosa, perché bisogna che i giovani comincino effettivamente a fare strada, senza pensare che poi, ripeto, può andare male, perché sennò il mondo si fermerebbe. Indubbiamente. Bisogna, però, Ci va un po' di incoscienza, però esatto, va comunque però andrebbe, gestita. andrebbe comunque aiutati sti giovani, perché Certo. è vero che alcuni c'è la categoria che non ha voglia di fare niente, ma c'è la categoria che vorrebbe fare, ma
non trova nessuna agevolazione, indubbiamente. perché le bollette non aiutano, le spese sono sempre diverse, e tutto questo, gli affitti non sono diminuiti, trovare perché, ripeto, io... Ecco, l'aumento delle materie prime, perché oggi ti tutto troveresti sì, a dover certo, affrontare la certo. quotidianità con l'aumento della carta, l'aumento tutto. non solo delle bollette, come No, dicevi prima, tutto. ma di tutto. Sì, tutto quanto. Allora, perciò- su questo potremo anche tornarci magari in un'altra puntata, perché mi hai fatto venire un'idea. È giusto aiutare anche i giovani e dare una mano a superare, a guidare la loro, la loro incoscienza nell'aprire attività. Certo, bisogna essere un po' incoscienti per aprire Bisogna un'attività essere un po' commerciale. coscienti. Sennò- Vuoi darmi una chicca finale? Sì, magari completando quella che era la risposta alla domanda che mi rivolgevi prima. Che cosa dovremmo fare anche nel rapporto con le banche, con il mondo finanziario, eccetera? Io ricordo, come aneddoto, velocissimo, soltanto una cosa. Io avevo un carissimo nonno paterno, il quale quando avevo 6-7 anni e andavo a passeggiare insieme con lui, mi diceva che nel comune ci sono 3 autorità riconosciute unanimemente, che è il parroco, il comandante della caserma dei carabinieri e il direttore della filiale della banca. Ecco, sarebbe opportuno che oggi, premessa, ancora oggi tanti pensano che ci siano queste 3 autorità. Sarebbe opportuno che la terza autorità, quella del direttore della banca, non fosse più tale e che ci si rendesse conto che la banca è un fornitore di servizi né più né meno come un qualsiasi altro fornitore, e che quindi ci si mettesse nell'ordine di idee di andare a contrattare, di andare a controllare, di andare anche ad aprire dei contenziosi se necessario col mondo della banca, in modo da essere equilibrati nel reciproco peso e risolvere a monte alcuni problemi che poi invece magari a valle è anche difficile recuperare. Insomma. Grazie Claudio, grazie a Carla. Io vi ricordo che questa trasmissione è possibile grazie anche a coloro che ci sostengono, i nostri amici che vedete nella sigla, vedete passare durante la trasmissione, e lì magari più avanti li ringrazieremo uno per uno. Grazie a Carla che mi ha dato questa possibilità, era un pezzo che ci pensavo, poi Claudio mi ha detto ma se ci fosse la Carla, bene, la prossima volta ci sarà la Carla, ed ecco qua la Carla. Grazie Carla, Grazie ex tabaccaia si può dire, certo, ma nel certo. cuore sempre imprenditrice, Certo che sì, perché non certo si può che sì. abbandonare No. quella mentalità. No. Grazie, Grazie a a tutti. Claudio. E grazie a tutti voi che ci avete seguito, ci seguirete, ci ascoltate. Ricordatevi, in sovrappressione uscirà, lo vedete, poi un numero di telefono e una mail per porre dei quesiti oppure chiedere di partecipare a questa trasmissione. Grazie, ciao a tutti e arrivederci alla prossima. Arrivederci.